Si aspettava la vittoria oppure è stata in campagna elettorale? Ecco, che campagna elettorale è stata? Ma le amministrazioni uscenti sono sempre le amministrazioni da battere. Certo, ci presentavamo agli elettori con un progetto credibile, un progetto molto forte, ampio, una lista civica che partendo dal gruppo consiliare uscente poi si è allargata su vari fronti, sul fronte dell'associazionismo, la società civile, quindi un bel progetto politico serio e credibile, quindi eravamo fiduciosi perché avevamo lavorato bene. Le chiedo cosa farà nei primi 100 giorni. Ma nei primi 100 giorni intanto ci metteremo da subito al lavoro per il nuovo bilancio di previsione 2013, considerando che l'ente è sprovvisto del bilancio di previsione. Poi attenzionerò subito le prime due cose che ho promesso in campagna elettorale. La prima delibera di giunta sarà quella della riduzione dell'indennità di carica per sindaco, assessori, e subito dopo andremo a revocare quello che è, diciamo, la determina sindacale che ancora non permette la potabilità dell'acqua ai nostri cittadini. Abbiamo raggiunto telefonicamente un altro nuovo sindaco, per lui per la verità si tratta di un ritorno dopo la parentesi viola, parliamo del sindaco, del nuovo sindaco di San Giovanni Gemini, Carmelo Panepinto. Ecco, lei che già aveva avuto l'esperienza, cosa l'ha spinta a tornare in pista? Mi ha spinto la sollecitazione da parte dei componenti della coalizione politica che mi ha appoggiato ed anche le sollecitazioni da parte da tantissimi cittadini. Io credo che pur dovendo fare i conti con una situazione molto molto difficile, la squadra che siamo riusciti a formare farà anche la differenza e ho utilizzato in questa campagna elettorale un termine che è il seguente: pur dovendo coltivare un terreno arido, noi riusciremo con la nostra tenacia a far crescere le migliori colture. Che profilo assumerà la sua giunta? E già ci sono 2 assessori designati e gli altri 2 per la verità sarà facile individuarli perché ci sono dei gruppi ai quali fanno riferimento 2, 3 o più consiglieri, quindi poi ci saranno delle intese all'interno dei singoli gruppi e quindi non si dovrà far conto con i 10 consiglieri singoli, ma si farà riferimento a qualche consigliere singolo, ma anche a dei gruppi che troveranno un equilibrio al loro interno.